Questa trasmissione è offerta da Aereco. Bene, eccoci qui al punto a Telefriuli con il sindaco di Campoforte, la città del Trattato, Erika Furlani. Benvenuta sindaco. Grazie dell'invito e buona giornata a tutti. Bene, ha fatto un po' di ferie oppure è sempre stata sotto anche in agosto, insomma? Diciamo che mi sono concessa qualche giornata di riposo. Per riprendere a settembre, no? In maniera molto veloce. Allora, diciamo, come stanno le cose adesso a Campoforte? Che sensazioni ha? Perché la questione pandemica prima, la questione energetica adesso, certamente hanno funzionato un po' i lavori, forse anche dall'amministrazione comunale, ma comunque sia le attività, che sensazioni ha? Cosa le dicono i cittadini? Allora, per quanto riguarda i lavori che stiamo effettuando noi, stiamo procedendo con l'adeguamento dell'illuminazione pubblica e quindi col passaggio ai LED. Già questo processo era iniziato fin dall'inizio del nostro insediamento e questo ci ha permesso di riuscire a tenere botta, diciamo così, per quanto riguarda i consumi energetici. Stiamo procedendo speditamente perché appunto con queste bollette che si pensa che arriveranno nei prossimi mesi abbiamo timore anche noi di quello che andremo a pagare. Quello che non riusciremo a tenere sotto controllo sono i consumi per quanto riguarda il riscaldamento, perché soprattutto le scuole sappiamo benissimo che abbiamo già preso delle contromisure, abbiamo abbassato di un grado già l'anno scorso la temperatura nelle scuole e speriamo di non dover abbassare ancora, perché ovviamente poi se la situazione diventa insostenibile anche i ragazzi insomma ne risentono e non sarebbe giusto. Comunque abbiamo abbassato sia negli uffici comunali che anche nei plessi scolastici e diciamo che problemi per quanto riguarda queste misure che avevamo già adottato non ce ne sono stati. Adesso speriamo bene. Le dico subito che il servizio sociale mi aveva già avvisato ancora prima dell'inizio dell'estate, mi aveva detto teniamoci pronti perché probabilmente ci saranno tante famiglie che avranno bisogno di aiuto e quindi noi insomma cerchiamo in qualche modo di tenerci pronti e di approntare le misure che ci verranno richieste. Ecco, c'è dalla questione delle imprese, anche delle piccole imprese, non so, come bar, negozi, che stanno passando momenti difficili dopo la pandemia e che ahimè credo che non avranno dei ristori grandi, però ho visto che il sindaco di Udine ha lanciato, diciamo così, un appello a tutti i colleghi per congelare la tassa sullo spazio delle aree pubbliche, insomma, no? Allora, noi l'avevamo congelata fino al 30 giugno, intanto. Se per caso dovesse essere necessario, provvederemo a congelarla fino al 31 dicembre. Non ci sono grandi attività che hanno spazi, quindi come cosa noi non abbiamo grandi entrate, però se fosse necessario saremo pronti a prorogarla fino al 31 dicembre senz'altro. Per vedere cosa succede. Sì. Senta, gli eventi che avevate in programma come sono andati? Perché io ho sempre in testa la questione del mulino, che mi pare che ha avuto un bel successo, e poi anche altre attività, insomma, perché mi pare che Campoforte non si è fermata mai. Allora, a Campoformido c'è stato Campo Formidabile, poi a Bressa avevano ripristinato la sagra e hanno fatto anche We Will Rock and Blues. Oltre ovviamente agli eventi che sono stati fatti nei pressi appunto del mulino nel parco del Cormor lì adiacente. Devo dire la verità, probabilmente anche complice la stagione favorevole, ma l'afflusso di pubblico è stato veramente molto notevole, quindi siamo veramente molto contenti di come sono andati gli eventi organizzati. Sì, insomma, anche per le associazioni stesse. Sì. Un po' di ritorno fa sempre piacere, no? Dopo appunto questi 2 anni difficilissimi. Insomma,
le associazioni hanno ripreso insomma il ritmo e questo fa Sì, molto sì, sì, bene sì, anche dal sì, punto di sì. vista psicologico, no? Assolutamente sì. Ecco, Sindaco, voi avete delle convenzioni, mi pare, con Pozzuolo o altri comuni, no? Vigilanza, quant'altro. Come stanno andando avanti e quali sono in sostanza? Allora, noi abbiamo la convenzione con la polizia locale, col comune di Pozzuolo, come lei appunto ha accennato, Mm. e abbiamo la convenzione con il comune di Premariacco per quanto riguarda il segretario comunale. Allora, dico la verità, siamo stati senza segretario per diversi mesi Sì. e posso veramente con grande sincerità dire che essere senza segretario è un'agonia, perché in pratica resta tutto fermo e neanche non si possono fare giunte, consigli, quindi un segretario che viene mezz'ora al giorno, Sì, insomma, non riesce neanche a da giunta, trovare il tempo per parlare con gli uffici. essere testimone, diciamo che la giunta è stata svolta, si è svolta regolarmente, non è così semplice. Adesso abbiamo il segretario, la dottoressa Monetti, che è una persona veramente molto molto in gamba. Abbiamo questa convenzione col comune di Premariacco e per qualche ora anche con Savogna di Sonzo. La dottoressa è presente 3 giorni a settimana, un giorno tutto il giorno e 2 mattine, e direi che già questo per noi è un grande sollievo. Dico che è un grande sollievo perché il fatto di avere la presenza fissa del segretario, se anche solo per 3 giorni a settimana, anche agli uffici dà una certa tranquillità e quindi ben venga insomma la figura di questo segretario, l'abbiamo tanto desiderato, finalmente l'abbiamo È ottenuto. arrivato. Sì. Parliamo un momentino delle opere in cantiere, come stanno andando avanti. Visto che avete fatto la rotonda finalmente arrivando a Campoformio, che dà molto sollievo ed è anche molto bella da vedere, quindi i lavori stanno andando avanti in quel progetto sulla viabilità che lei aveva annunciato con l'inizio del mandato, no? Mi pare. Sì. Allora la rotonda ovviamente diciamo che è terminata non del tutto perché c'è l'ultimo passaggio, in pratica è ancora in capo a FVG Strade e finché non viene messa insomma ripiantumata e messa in sesto Vabbè, ma comunque definitivamente insomma il grosso è stato fatto. poi ce la prenderemo in carico noi e ne cureremo noi la manutenzione. E quindi la rotonda sì. Sono stati terminati anche ancora l'anno scorso, quindi lo scorso anno scolastico i bambini della scuola dell'infanzia di Campoformio sono entrati nella scuola nuova, dico nuova perché oltre al consolidamento sismico sono stati fatti tutta una serie di lavori che erano necessari, quindi abbiamo aggiunto una buona fetta di fondi propri oltre al contributo che era stato ottenuto già dalla precedente amministrazione per il rifacimento dei bagni e tutta un'altra serie di piccoli lavori di pavimentazione eccetera. Si può dire Quindi che styling è nuova, insomma, dai. sì, assolutamente, ormai sì, si può dire che è nuova perché appunto abbiamo rinnovato tutto quanto. Adesso dobbiamo procedere con l'adeguamento sismico della scuola primaria di Basaldella e con il rifacimento della copertura e altri piccoli lavori conseguenti della scuola dell'infanzia di di Villa Primavera. Sì. Per quanto mi è scappato Campoformido perché in effetti la notizia bomba è il contributo ricevuto dal Ministero di 3.800.000 euro per il rifacimento della scuola media di Campoformido. Sì, appunto. E quindi lì saranno lavori grossi e dobbiamo insomma un po', il contributo non è ancora arrivato, però insomma sappiamo che arriverà e dobbiamo insomma vedere come organizzare i lavori. È una bella notizia per tutti i cittadini, non solo il Campoformio, anche il limitrofe, perché molti vengono anche da fuori, no? Sì, certo. Ecco, invece, come siamo con i medici di base? Lasciamo stare la sanità generale che sappiamo, perché quello è un problema grosso che occorrerebbe solo più puntate. Ma il medico di base l'avete voi oppure... Allora, i medici di base ci sono attualmente, uno è giovane e quindi non ci crea problemi, uno invece è sulla soglia della pensione, non andrà in pensione immediatamente
ma stiamo già cominciando a Medico, mettere in acqua, a mettere in medico acqua. storico, mi pare, Giatti, non se non sbaglio. Esatto, il dottor Gianni. Perché- Sì, non è che va in pensione l'anno prossimo, però insomma dobbiamo già mettere i ferri in acqua perché appunto la situazione, come leggo anche in giro, è critica e quindi ci stiamo già guardando intorno per evitare insomma di lasciare i nostri cittadini senza medico, perché sappiamo benissimo che il primo punto dove il cittadino si rivolge è al medico di base. per dare sicurezza psicologica, Esatto. concreta, ovviamente. Avevate in mente, mi pare, qualche variante a piano regolatore o sbaglio? Diciamo che è stata approvata nell'ultimo consiglio comunale la variante e adesso diventa esecutiva. Non era una grossa variante e adesso stiamo mettendo mano al piano regolatore. Infatti appena chiudo insomma, questa comunicazione vado all'ufficio Subito al lavoro. Sì, esatto, Senta, perché Sindaco, adesso siamo rientrati tutti e quindi... ecco, in conclusione, questa bellissima chiacchierata, che ringrazio per la disponibilità e sempre la cortesia che hanno nei nostri confronti e della mia trasmissione in particolare, volevo chiedere la questione che riguarda il voto del 25 settembre, no? Molti hanno paura dell'astensione, questa disaffezione al voto, e qualcuno dice, ma insomma, forse quando torneranno a settembre, adesso siamo a settembre, la gente comincerà a forse interessarsi un po' di più, perché sarebbe veramente un vulnus. Qualcuno dice un vulnus democratico, insomma, non sarebbe molto bello avere delle amministrazioni, soprattutto nazionali, votate al 50 o sotto il 50%. Ecco, cosa ne pensa lei, Sindaco? Allora, sono d'accordo sulla disaffezione, però diciamo che a livello nazionale io non prevedo una grandissima percentuale di votanti, però secondo me un po' più delle volte scorse sì, perché vedo questo interesse, la gente segue, la gente si informa, quindi io penso che non ci sarà proprio un'assenza così forte. Io spero, mi auguro La sua sensazione è che comunque la gente andrà a votare, questo sarebbe bene. A livello nazionale la gente è interessata, per cui sa, quando le decisioni vengono prese per tutto lo stivale, la gente dice voglio partecipare anch'io, no? E quindi questo sarebbe insomma una bella sensazione. Sì, assolutamente. Bene, allora grazie. Probabilmente ci vediamo la prossima volta quando arriverà questo grande contributo per la scuola e magari ci dirà qualcosa in più, ok? Grazie a lei. Buona giornata. Mandi. Questa trasmissione è stata offerta da Aereco.